E troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. Va ora in onda Pop Economia. Soldi, 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 quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Ora in onda Pop Economia. Alessandra, a te la linea. Grazie caro Lorenzo, 100 anni fa, lo avete ascoltato proprio ora, prima della nostra sigla Pop Economia, l'Italia trasmetteva il suo primo annuncio radiofonico, era il 6 ottobre 1924 e una voce femminile risuonava nell'etere, era la voce di Ines Viviani Donarelli. 100 anni fa, cari amiche e amici di Radio Libertà, quanto tempo è passato e siamo ancora qui, potenza, potere della radio che sembra essere un mezzo eterno sfidare ogni tempesta e oggi sono esattamente le 16:04. È martedì 8 ottobre, ci avviamo verso la pop economia che fa rumore e noi siamo una radio, Radio Libertà, e siamo anche sul 252 della TV digitale terrestre, quindi se volete accendete la TV perché poi nel tempo la radio è diventata anche radiovisione ed è stato subito boom, ma ciò che conta più di tutti sono le vostre voci, chiamateci, telefonateci, state con noi, partecipate perché abbiamo una puntata di economia caldissima. Lorenzo, vuoi gentilmente ripeterci il fantastico, ormai mitico numero di Radio Libertà e anche il numero per mandare i messaggi? Allora, per chi vuole chiamare in diretta, il numero è lo 0292947222. Invece, per quanto riguarda WhatsApp, il numero è 340 670 9659. E allora aspetto di sentire le vostre voci, spettatrici e spettatori, ascoltatrici e ascoltatori per fare rumore insieme, aria di manovra. E la notizia sapete qual è? Ve la dico io, che mancano i soldi, tanto per cambiare tanti soldi e si continua a parlare, si torna a parlare di tagli lineari. Il ministro Giancarlo Giorgetti dal Pratone, dal palco di Pontida, l'altro giorno lo ha gridato chiaro e forte: io sono figlio di un pescatore e di un'operaia, so chi può fare i sacrifici e stavolta i sacrifici, giura, non saranno per tutti. E già perché operai e pensionati, e questa è la notizia fondamentale, hanno dato davvero e sono 25.000 i posti di lavoro a rischio, l'abbiamo detto anche la volta scorsa, per il 2025, quelli stimati da FIM-CISL per gli operai di Nidafiori, perché intanto, nel mentre, continua l'agonia di Stellantis, chiusa, prolungata la sua chiusura, prolungata fino a novembre, niente ordini per le mitiche 500, quelle elettriche, già perché tanto l'auto elettrica, le 500 elettriche non le compra nessuno, così dicono i concessionari dopo il tonfo in borsa di Stellantis. Altra notizia per arricchire il quadretto di giornata: la Cina, il dragone, si prepara ad aggirare i dazi UE sulle auto elettriche. Che cosa c'è da dire di più? Oggi, subito, diamo la parola a tutti i nostri ospiti, ma voglio subito sentire il nuovo ospite Antonio Spera, segretario nazionale UGL Metalmeccanici. Benvenuto su queste frequenze, a questi microfoni di Radio Libertà, segretario. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.
perché sta seguendo tutti i tavoli appunto su Mirafiori e quindi sul caso Stellantis è ferratissimo. Seguiremo, ve lo dico subito, ogni puntata daremo un focus con delle notizie importantissime sul caso Stellantis. E poi naturalmente il nostro benvenuto e sempre il nostro grazie al professor Marcello Gualtieri, economista dell'Università di Torino. Ben ritrovato, prof. Buonasera Alessandra, a te e a tutti i nostri tele e radioascoltatori e ascoltatrici. E al nostro radiofonico Buddy Fox, panino e listino, espertissimo di borsa e mercati, che ci darà altre notizie sul tonfo di Stellantis e anche sulla Cina. Ciao Buddy, come stai? Buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito, sto bene. Allora, segretario Spera, l'11, venerdì, ci sarà un'audizione, sembra, almeno queste sono le notizie freschissime che abbiamo di prima mano, alla Camera. I sindacati e la politica si mettono in moto sul caso Stellantis. Che notizie ha lei da darci freschissime? Ma diciamo che prima dell'audizione delle ore 17 noi in mattinata incontreremo l'amministratore delegato Tavares nella sede di ex Fiat a Roma, quindi avremo un confronto tra organizzazioni sindacali e amministratore delegato e tutto, diciamo, l'entourage di Stellantis, dove era stato già programmato questo incontro. Probabilmente qualche sigla sindacale non parteciperà all'incontro in forma di protesta. Noi abbiamo dato la nostra disponibilità al confronto perché siamo sempre disponibili e favorevoli al confronto. Naturalmente in mattinata incontreremo in sede Fiat e poi naturalmente parteciperemo anche all'audizione dove siamo stati invitati da parte del governo. E c'è molto fermento e rumore anche, si stanno preparando degli scioperi, sa dirci quali? Ma diciamo che fino al 12 di settembre avevamo fatto un percorso unitario con tutte quante le organizzazioni sindacali, avevamo fatto 2 manifestazioni nazionali a Torino, l'ultima il 12 settembre l'abbiamo fatta a Termoli sulla questione della Gigafactory di Termoli, poi si è deciso praticamente di intraprendere un'altra strada dove altre organizzazioni hanno deciso di fare la manifestazione a Roma e noi abbiamo deciso di fare altre manifestazioni in 8 piazze, diciamo, d'Italia, con un nostro documento da portare al governo davanti alle prefetture. Diciamo che gli insediamenti dove manifesteremo con le 8 ore di sciopero, perché lo sciopero, diciamo, abbiamo anche noi dichiarato sciopero il giorno 18, ma faremo dei presidi, dei concentramenti con i lavoratori partendo dallo stabilimento San Germano, di Piedimonte San Germano, Piedimonte San Germano. San Germano di Cassino, in provincia di Frosinone. Un altro presidio sarà fatto davanti allo stabilimento di Termoli, dove dovrebbe sorgere la Gigafactory. Un altro presidio sarà fatto a Potenza, davanti alla prefettura a Napoli per quanto riguarda il sito di Pomigliano. Un altro presidio probabilmente sarà fatto a Bari, perché abbiamo anche la parte della Bosch e altre aziende della componentistica che sono fortemente impattati sul discorso dell'automotive, quindi davanti alla prefettura di Bari sarà un altro concentramento probabilmente sarà fatto anche a Reggio Emilia e un concentramento anche abbastanza importante lo faremo a Torino, perché noi saremo presenti a Torino perché per noi la capitale dell'auto è Torino. Quindi il cuore dell'auto a Torino. Quanto stanno soffrendo, segretario, gli operai di Mirafiori? Cosa vi dicono? Ma guardi, non sono soltanto gli operai di Mirafiori. Gli operai di Mirafiori probabilmente in questo momento stanno pagando un prezzo un pochettino più alto rispetto agli altri stabilimenti, ma ci sono stabilimenti come lo stabilimento di Melfi che è in forte difficoltà, uno stabilimento che fino a qualche anno fa contava circa 7.200 dipendenti diretti più la parte dell'indotto, che l'indotto, diciamo, è quasi in ginocchio, perché quelli sono siti industriali dove sono stati creati con l'indotto all'interno del perimetro dei stabilimenti, quindi sono aree già che sono complesse e naturalmente oggi i volumi sono molto molto bassi e che non danno continuità produttiva.
Diceva il mio provinciale del RSU di stabilimento, questa settimana ci saranno soltanto 2 giorni di lavoro, ma soltanto sui 2 turni, nemmeno su 3 turni. Quindi immaginate insomma il forte impatto di cassa integrazione che hanno questi stabilimenti, perché poi alla fine la cassa integrazione sta impattando su tutti quanti gli stabilimenti, anche sullo stabilimento di Pomigliano d'Arco, ha impattato la settimana scorsa una settimana di fermo per mancanza di approvvigionamento di materiali, però è programmata anche un'altra settimana di cassa integrazione verso fine ottobre, ma diciamo che sono un pochettino in sofferenza tutti quanti gli stabilimenti, chi più e chi meno, però come stabilimenti di carrozzerie sono fortemente impattati. Ecco, Buddy Fox, tanto come dicevo, le auto elettriche non si vendono, è stata fermata anche la produzione della 500 elettrica e la Cina che fa? Cerca di aggirare il problema. Che ne pensi? L'abbiamo detto, mi pare, la scorsa settimana, che uno dei problemi principali, oltre a quelli che già ci sono per la produzione di Stellantis e per i piani industriali e tutto il resto che riguarda l'azienda, sono la concorrenza dalla Cina. Allora, notizia di questi giorni delle borse cinesi che volano, il motivo del rialzo sono gli enormi stimoli. Il problema della Cina però è che la Cina non consuma. Quindi non consumando, se io continuo a buttare acqua dove acqua già ce n'è e non viene, per così dire, bevuta, perché non si consuma, io rimango con un problema strutturale che è quello della sovrapproduzione, cioè continuo a produrre a basso costo, la mia popolazione non consuma e io questa merce la devo comunque in ogni caso o consumare o vendere. La vendita da questa sovrapproduzione viene fatta all'estero e all'estero viene fatta appunto con bassi costi, poi la Cina possiede anche tutte le materie prime per costruire le auto elettriche e viene riversato su degli stati e dei continenti dove c'è già una crisi. Quindi si parla di vendita delle auto in Italia, in Europa, negli Stati Uniti e poi vedremo cosa succederà dopo le elezioni americane nel caso che vinca la Trump o la Harris, che provvedimenti verranno presi. Nel caso nostro dell'Europa arrivano delle auto che sono prodotte a basso costo, che hanno un prezzo basso, nonostante i dazi sono super concorrenziali e noi veniamo messi in crisi. Quindi è da ripensare tutto il modello e per di più noi ci facciamo del male in casa perché mettiamo dei limiti per questa transizione energetica stretti che non permettono la riqualificazione del sistema industriale, quindi siamo costretti a fare dei sacrifici interni per rispettare delle norme che diventano stringenti e per di più abbiamo dall'esterno questa concorrenza dovuta alla sovraccapacità produttiva della Cina che ci stritola. Quindi abbiamo detto forse già la scorsa volta, avevamo usato quella metafora delle cabine telefoniche per le... La vuoi ripetere? Molto bella e molto significativa. La ricordava Ennio Doris dicendo le banche devono rivoluzionarsi, quindi le banche moderne, le banche sono considerate come delle cabine telefoniche, ne resteranno poche. L'unico modo per sopravvivere è quello di fare i matrimoni, merger, quello che sta ipotizzando Unicredit con Commerzbank. Quindi bisogna diventare più grossi, avere le spalle più larghe per riuscire a sopportare anche questi sacrifici e le difficoltà. Quindi non basta Fiat con la Chrysler e poi con Stellantis. Stellantis dovrà aggregarsi con qualcun altro per competere, altrimenti non c'è spazio. Purtroppo noi continuiamo a fare sacrifici, noi Italia, come dipendenti, consumatori, Stato, verso un'azienda che poi non ci restituisce nulla. Nulla, non ci restituisce nulla, sacrifici, e l'hai richiamata tu, Buddy, questa parola. Professor Gualtieri, è stata la parola evocata tutta la settimana che è appena trascorsa, una parola magica e dannata che si dice sempre quando si deve risollevare il bene collettivo. Ma chi li deve fare questi sacrifici? Perché i dati sono chiari, gli operai non li possono fare, i pensionati non li possono fare, le partite IVA arrancano. E allora chi li devono fare i sacrifici? I banchieri? I CEO come Tavares?
dove siamo, a che punto siamo. Il ministro Giorgetti lo ha detto chiaramente per rassicurare gli animi da Pontida, non tutti faranno i sacrifici, io so chi può sopportare i sacrifici. L'ho appena detto, è area di manovra, come si è messi? Beh, Alessandra, il panorama è abbastanza, come dire, grigio, perché abbiamo davanti un periodo di almeno 7 anni in cui saremo costretti a ridurre il nostro deficit. Cos'è il deficit? La differenza tra le entrate e le uscite dello Stato, per riportarlo entro i limiti del famoso 3% dei parametri di Maastricht. Non basta, perché la nuova versione dei patti degli accordi europei è che prevede che gli stati che hanno un debito pubblico particolarmente elevato come l'Italia, questo rapporto deficit-PIL non deve essere più del 3%, ma deve essere dell'1,5%, quindi saremo costretti a fare ancora ulteriori tagli per avere un cuscinetto da poter utilizzare in caso di ulteriori problematiche. Quindi è chiaro che dovendo rientrare necessariamente per mantenere un equilibrio Nei parametri? ma diciamo un equilibrio economico, ecco, perché parametri o non parametri, poi i parametri sono una convenzione, però poi alla fine nessuno può spendere indefinitamente più di quanto incassa. Che cosa dobbiamo fare per rientrare, professore? Qual è la ricetta? Ce l'abbiamo? Allora, no, la ricetta non c'è, perché non purtroppo c'è. non vedo c'è mai una altra ricetta. soluzione, no. Non vedo altra soluzione se non tirare ulteriori risorse dall'economia reale e tirarle sperando che la corda non si spezzi. Ma per economia reale lei che intende tirare le risorse dall'economia reale? Perché questa è la rispostina che tutti i cittadini vogliono sapere, no? La verità qual maggiori è? tasse. Perché due sono le cose, o si taglia o si tassa. Ma e chi deve essere tassato, professore? Sono sono un po' brusca. Saranno maggiori tasse e minori servizi, inevitabilmente. Già, per esempio, il famoso piano settennale che abbiamo dovuto presentare per poter, in adempimento dei nostri obblighi di comunicazione europea, prevede un aumento delle accise sul gasolio. Quindi già questo per dirti che è una maggiore tassa che peserà non su una singola categoria, ma peserà complessivamente sull'intera economia, dal consumatore al produttore sotto ogni profilo. Quindi purtroppo i sacrifici penso che toccheranno a tutti. Francamente mi piace più il ministro Giorgetti che ci dice che bisognerà fare sacrifici perché questo è inevitabile, piuttosto che immaginare che i sacrifici li possono fare soltanto i banchieri, le banche e le grandi industrie. Perché quindi questo non non basterà per neanche immaginare che i sacrifici li possano sopportare e fare i banchieri e le grandi industrie. Secondo... No, scusami, sicuramente li faranno, ma non saranno sufficienti. Sicuramente li faranno, ma non saranno sufficienti. Bisogna, come dire, guardare in faccia la realtà e capire che poiché per decenni abbiamo fatto le cicale, non le formiche, a questo punto è arrivato l'inverno e ci toccherà in qualche maniera, come dire, riparare il tetto e metterci al coperto. Allora, visto che piove così tanto, segretario Spera, chi deve fare la formica? Io lo dico proprio diretto, chi deve fare questi sacrifici secondo l'UGL? Voi che cosa proponete? Ma noi innanzitutto proponiamo che sia il governo che Stellantis mantengano gli impegni. Noi abbiamo iniziato un lavoro poco più di un anno fa presso il Ministero delle Imprese del Made in Italy con dei tavoli tematici, con 5 gruppi di lavoro dove ha partecipato anche l'ANFIA. Sono stati tavoli importanti per cercare di capire come intervenire e dove intervenire. Alla fine abbiamo fatto delle proposte, abbiamo consegnato dei documenti al governo e diciamo questo lavoro doveva essere concluso con l'ultimo incontro praticamente a Palazzo Chigi con il Presidente del Consiglio Meloni. Ad oggi ci sono forti ritardi per trarre le conclusioni perché sappiamo tutti i litigi che sono all'ordine del giorno tra l'amministratore delegato di Stellantis Tavares e il ministro Urso, dove non si riesce praticamente a trovare una soluzione, un accordo rispetto
alle proposte che erano state fatte, incentivi da parte del governo per quanto riguarda le auto elettriche e la filiera dell'automotive, e dall'altra parte Stellantis doveva garantire la produzione di 1 milione di vetture in Italia, perché solo garantendo la produzione di 1 milione di vetture in Italia si garantiscono tutti quanti i posti di lavoro e tutti quanti gli stabilimenti. Anche perché gli incentivi che sono stati messi in campo sull'acquisto delle auto sono incentivi senza precedenti, che però purtroppo sono spariti subito, perché per comprare un'auto elettrica ci vogliono molti soldi. Ormai l'auto elettrica, se parliamo di un'auto utilitaria che viene prodotta in Italia, e poi alla fine è l'unica utilitaria elettrica, realmente elettrica, che viene prodotta in Italia, ci vogliono più di 30.000 euro. E quindi una famiglia, praticamente, comprando un'auto utilitaria con più di 30.000 euro è praticamente impossibile. Vuol dire che non hai comprato più un'auto, ma hai comprato solo un'auto per andare solo al lavoro, che non è un fabbisogno familiare. Quindi quello che noi diciamo è che comunque bisogna intervenire presto, quindi bisogna alzare subito le date delle gabbie che sono state messe dalla Commissione europea, quindi bisogna spostare l'asticella più avanti, perché noi non siamo completamente pronti, insomma, ad affrontare l'elettrificazione. E Stellantis debba calare subito i modelli ibridi, tra cui anche la 500 ibrida, perché la 500 ibrida, che aveva un mercato importante, che veniva prodotta in Polonia, erano state vendute l'anno scorso oltre 130.000 vetture. E la 500 ibrida che ormai è fuori dal mercato. C'è la convinzione di Stellantis di lanciare la nuova 500 ibrida sullo stesso pianale della 500 BEV, di quella elettrica, e naturalmente lanciando questi modelli ibridi noi potremmo cercare di traghettare le nostre aziende verso una transizione più equilibrata. Ma questo non lo faremo soltanto se con la 500 elettrica su Mirafiori, che è prevista nel 2026, è quello che noi chiederemo il giorno 11, venerdì, all'amministratore delegato Tavares, di anticipare questo lancio della 500 ibrida, perché l'ibrido è un mercato che mantiene ancora, e a noi abbiamo i stabilimenti fermi. E questo dovrà essere fatto anche negli altri stabilimenti, dovrà essere fatto soprattutto anche sullo stabilimento di Melfi, dove dovrà essere lanciata immediatamente la Compass ibrida, e naturalmente anche sullo stabilimento di Cassino, perché noi praticamente continuiamo a perdere quote di mercato. Vediamo oggi le ultime notizie, le ultime indicazioni, che purtroppo la produzione in Italia scende quasi del 32% rispetto all'anno 32%. E c'è una telefonata, mi segnala il nostro regista Lorenzo. Puoi passarmela, Lorenzo, puoi passarcela quando vuoi. Pronto? Pronto, buon pomeriggio, eccoci qua. Sì, buongiorno, sono Giampaolo Bernasconi della provincia di Como, da Salotto in provincia di Como. Perfetto, eccoci. Stavo sentendo il discorso sulle maggiori tasse e volevo portare un dato. È appena uscito un tutti libro, i dati noi siamo qui pronti a riceverli. Qual è questo dato? Sì, è appena uscito un libro di Riccardo Staglianò, Hanno vinto i ricchi, che dà parecchi dati sui salari, sul rapporto ricchezza data al lavoro, sul PIL. Però un dato veramente importante, che si ricollega a quanto diceva il suo collega, è il dato della tassazione. Siccome in Italia si dice che si pagano sempre troppe tasse, nel libro si dice che nel 1972 l'aliquota fiscale generale italiana c'erano 34 aliquote, e l'aliquota fiscale generale era del 72%, oggi è del 42%. Questo indebolisce lo Stato e permette di non spostare ricchezza, e con le delocalizzazioni indebolisce la classe media, per quello che poi non si fanno più figli. Grazie, buongiorno. Interessante questo dato, grazie moltissimo. Professor Gualtieri, ha sentito? Mi piace molto. Hanno vinto i ricchi, che poi è quello che dicevo io inizio puntata, però mi ponevo il punto di domanda. Hanno vinto i ricchi, professore? E poi questo dato che il nostro ascoltatore ci sottopone, che ne pensa? Breve, battuta, e poi ripassiamo a Badi, perché il tempo corre. E brevissimamente, sull'aspetto dell'aliquota fiscale, teniamo presente che gli anni indicati dal nostro radioascoltatore sono anni di inflazione a doppia cifra, anni di inflazione al 25%, per cui quella aliquota indicata è un'aliquota nominale, non è l'aliquota reale.
oggi l'aliquota che il nostro ascoltatore ha citato è un'aliquota reale, perché l'inflazione, al di là della fiammata dell'anno scorso, che è già rientrata, è stata per lunghissimi anni pari a zero. Primo punto. Secondo punto, una cosa è l'aliquota, una cosa è il carico fiscale complessivo generale che grava sulla società, perché come noi sappiamo non ci sono soltanto le tasse sul reddito, ma c'è una tassazione complessiva con tasse o più o meno occulte, e quindi parliamo delle accise di cui abbiamo parlato prima, parliamo di quello che si paga nelle bollette telefoniche, parliamo delle bollette elettriche, parliamo del canone RAI, cioè tutta una serie di una pressione fiscale che porta la nostra aliquota reale depurata dall'inflazione ben oltre il 60%, quindi al di là del tax rate che paga il singolo contribuente, se noi mettiamo complessivamente sul piatto della bilancia, questo ormai è abbastanza, diciamo, consolidato questo dato, tutta l'imposizione diretta, indiretta, occulta di cui i cittadini si rendono conto o non si rendono conto, arriviamo ben oltre il 60%. Per questo io dicevo, purtroppo l'ipotesi di tirare ancora risorse dall'economia reale ci fa avvicinare pericolosamente al nostro punto di rottura, cioè al momento in cui non ci sarà più nell'economia molto da tirare, e già adesso tante, come dire, attività economiche sono scoraggiate dall'eccesso di pressione fiscale. Concludo rapidissimamente che l'idea del vice ministro Leo del concordato preventivo biennale fiscale poteva anche quindi concordare una ipotesi di tassazione flat sugli extra redditi prodotti negli anni successivi, ovviamente assumendosi il rischio di produrre questi extra redditi, perché se ci sono in anticipo non si sa, poteva essere una spinta all'economia. Poteva essere una spinta all'economia. Se io quest'anno ho prodotto 80, se l'anno prossimo produco 90, su questi 10 non vado a pagare il 60, ma vado a pagare un'aliquota molto più bassa, quindi poteva essere una spinta, quindi mantenere il gettito, incrementare il gettito e incrementare l'attività fiscale. Vediamo un po', professore, e spingere questo l'economia. Ne parleremo anche con il professor Ovetti, il nostro tributarista che spesso sentiamo. Buddy Fox, hanno vinto i ricchi, sempre punto di domanda, non voglio essere assertiva. Stringiamo perché stiamo chiudendo. Hanno vinto quelli come Tavares? Beh, la partita non è ancora finita. Io voglio credere e dare fiducia alle parole di Giorgetti, e mi permetto di dargli un suggerimento, perché c'è un luogo dove si possono trovare risorse e gettito. Quale? Si chiama Silicon Valley. Si chiama Silicon Valley ed è la tecnologia, perché qui si parla sempre di extra profitti su aziende energetiche, aziende farmaceutiche, le banche che povere sono state distrutte dopo la crisi del 2008 e ridimensionate, almeno quelle europee, non certo quelle americane. Io invece parlo di tassare adeguatamente i profitti. Allora ti do solo due cifre. Apple, tanto per parlare di un'azienda della Silicon Valley, una delle più note, in un trimestre fa 85 miliardi di ricavi, fa 21 miliardi di utile, 21 miliardi di dollari. In vecchie lire sarebbero 40.000 miliardi, stiamo parlando di 2-3 finanziarie. Quando la Commissione europea fa una multa su Apple come quella recente di 1,8 miliardi di euro, diciamo, cavolo che cifra, non è nemmeno il 10% dell'utile trimestrale dell'azienda, nemmeno il 10%. Chiaro. Segretario Spera, passare gli extra profitti, hanno vinto i ricchi? Lei mi dirà sicuramente di no, perché ci rivedremo con lei martedì prossimo, perché porteremo in questa trasmissione le notizie che faranno molto un rumore su Stellantis, perciò seguiteci. In una battuta finale chiudiamo. Passare agli extra profitti, lei pensa sì? E hanno vinto i ricchi, sì o no? Io penso che bisogna sicuramente intervenire a tassare gli extra profitti, perché in questo caso io posso garantire solo una cosa, che è un dato e che è certo, che in questo momento sicuramente i sconfitti sono gli operai che ormai con il contratto di solidarietà all'interno delle aziende non guadagnano più di 1.100 euro al mese, una famiglia con 1.100-1.200 euro al mese non riesce ad andare avanti, e il dato è quello importante, non è da sottovalutare.
Sul discorso delle fuoriuscite, sapete bene che comunque c'è in atto ormai in quasi tutte quante le aziende le fuoriuscite su base volontaria senza opposizione, dove le aziende incentivano i lavoratori a prendersi l'incentivo e a lasciare le aziende. E purtroppo sono molti giovani che lasciano le aziende, non sono persone che si avvicinano all'età pensionabile. Naturalmente anche nel mondo di Stellantis è in piedi un incentivo all'esodo, naturalmente sempre su base volontaria, e una delle proposte che noi abbiamo fatto anche al governo, anche alla ministra Calderone, è di mettere in piedi di nuovo il contratto di espansione, che già da più di un anno che ormai non viene messo più in campo. Credo che questo sia uno strumento per cercare di avere un ricambio generazionale all'interno delle aziende e accompagnare in 5 anni le persone alla pensione. Questo non è una cosa di poco conto, però naturalmente, come chi mi ha preceduto, si parlava all'inizio che purtroppo la coperta è sempre la stessa. È corta, è cortissima e fa molto freddo, piove, la casa è bucata e la coperta è corta, e queste sono le uniche notizie che noi possiamo dare per certe, in maniera assertiva. L'aspetto martedì prossimo, così come concordato, la ringrazio per adesso. Grazie, buona serata a tutti. E ringrazio naturalmente Buddy Fox, ti aspetto presto Buddy, e naturalmente il nostro Grazie. Gualtieri. Arrivederci. A martedì prossimo. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce. Oscurità. L'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Per interagire con Radio Libertà, inviaci un messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te, 340 6709 659, 340 6709 659. Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare. Va ora in onda Rumore. Mi è sembrato di sentire un rumore, rumore, rumore,
Torniamo in onda con Rumore. Alessandra, a te la linea. Torniamo in onda con Rumore. Alessandra, a te la linea. Siamo in onda con Rumore, Lorenzo, me lo confermi? Possiamo Sì, a te dare la linea, voce? Alessandra. Eccoci, perché essendo un po' lontana vi sento male, ma è importante sempre sentire le nostre voci. E allora con grande piacere do il ben ritrovato e il ben rivisto all'ambasciatore Stefano Stefanini, che vedo collegato in onda con noi in diretta. Ben ritrovato ambasciatore, come sta? Grazie Alessandra, buon pomeriggio. Di nuovo su queste frequenze e ci fa ascoltare la sua autorevole voce, il suo autorevole parere, che per noi è fondamentale perché la situazione è sempre più drammatica. Ieri era l'anniversario del tragico 7 ottobre e missili di Hamas ed Hezbollah si sono abbattuti verso le cerimonie commemorative proprio nel momento in cui si commemorava ad Israele questo tragico, questa tragedia, questo tragico 7 ottobre. L'esercito ci ha comunicato poco fa che c'è un attacco, un'operazione di terra nel sud-ovest del Libano. Allora, questa notizia, ambasciatore, che cosa ci dice proprio in senso stretto? Che non c'è più nessuna prospettiva di scelta politica, che non c'è più una prospettiva per la mediazione, per la diplomazia, è soltanto una prospettiva militare? In una battuta, perché poi ho varie domande da farle. Allora, Prego. Questo ci dice semplicemente, adesso senza esagerare, che in questo momento entrambe le parti, cioè Israele da una parte, Hezbollah e Hamas dall'altra, si stanno irrigidendo sulla continuazione della soluzione militare e indica che per quanto Israele stia avendo il sopravvento sicuramente a Gaza, dove la resistenza di Hamas si è ridotta notevolmente, ma evidentemente non è sparita, se Hamas è ancora in grado di tirare dei razzi su Israele. Che sia Hamas che Hezbollah non vogliono la guerra. Poi si può entrare in un dibattito se questo lo non faccia. vogliono la guerra, loro non la vogliono, in realtà non la vorrebbero. Vogliono la guerra, ecco, no, non avevo ben capito. Perdoni. Perfetto. Vogliono la guerra. Vogliono la guerra, ecco appunto. Quindi si va verso questa prospettiva e ad un anno, ambasciatore, dal 7 ottobre, lo Stato ebraico ne ha viste di tutti i colori, ha dovuto far fronte a 1000 minacce, quello che Netanyahu ha chiamato, leggevo oggi, l'asse della maledizione. Oggi sul Corriere della Sera ho letto un interessante articolo, un'intervista a Tom Friedman, editorialista, 3 volte premio Pulitzer, i suoi articoli sono notissimi sul New York Times, che dice questo: la palla di cristallo è rotta nella nebbia della guerra, cioè in sostanza, la faccio breve, vado per sintesi, cosa dice Friedman? I limiti sono stati ormai valicati e il timore qual è? C'è un timore ancora più grave, che è quello di una guerra più grande di questa, cioè tra l'America e l'Iran, con i rispettivi alleati. Questo è uno scenario credibile, possibile? È sicuramente uno scenario possibile, perché attaccando Hezbollah, Israele attacca anche indirettamente l'Iran. Bisogna vedere a questo punto, e non solo, Israele ha in serbo una risposta all'ultimo attacco iraniano di circa qualche giorno fa, circa mi sembra 180 razzi e missili sparati dall'Iran su Israele, non hanno, sono praticamente andati a vuoto, hanno fatto dei danni minimi. L'unica vittima è un palestinese in Cisgiordania. Però il momento in cui Israele risponderà a questo attacco, e risponderà perché ha detto lo farà sicuro, che lo farà, certo. questo poi innesta. Cosa farà l'Iran? Quindi ora la prospettiva di una guerra diretta fra Iran e Israele può chiamare in causa anche gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti stanno già aiutando Israele in termini difensivi. Israele è riuscito a
sventare i 2 attacchi dell'Iran, quello di aprile e quello di adesso, anche grazie all'aiuto delle difese americane e altri da parte dei britannici, ma perfino da parte della Giordania. Non è chiaro se il momento in cui la guerra una guerra fra Iran e Israele salisse di intensità, se a questo punto non ci fosse un intervento americano, che hanno 2 unità navali pesanti, una nel Golfo e una nel Mediterraneo orientale, darebbero una mano a Israele anche in via offensiva con l'Iran. Quindi il rischio evocato da Thomas Friedman è reale, credibile, insomma, uno scenario che potrebbe anche verificarsi e che è quello scenario che fa terrore a tutti. A proposito degli Stati Uniti, ecco, lei richiamava in causa la filosofia, la dottrina Netanyahu, diciamo che è quella, la dottrina di Trump, colpire per avere risultati immediati. Un po' quello che ha detto giorni fa Bennett, l'ex ministro israeliano, parole che hanno fatto molto rumore e paura, e cioè colpire i siti nucleari in Iran, per esempio. E poi diceva Bennett, agire subito, ora, per colpire la testa della piovra del terrore. Ecco, questa filosofia, questa strategia, parliamoci chiaro, e soprattutto il fatto, ambasciatore, che giorni fa, quando è stata decapitata Hezbollah, questo ha impressionato molto il mondo, perché Israele, così piccola, da sola, tutto da sola, che è riuscita comunque ad annientare questo vertice e a fare un blitz in questo modo. Ecco, questo quanto avvantaggia Netanyahu in questo momento e come si riverbera anche sulle elezioni americane, quanto può avvantaggiare per esempio Trump, proprio perché, dicevo, Trump e Netanyahu sono molto uniti, no? In questa politica, in questa strategia. Allora, sul piano della politica interna israeliana, sicuramente questo avvantaggia Netanyahu, la cui popolarità è risalita quasi vertiginosamente dal momento in cui è cominciata l'offensiva israeliana contro Hezbollah. Israele è sotto tiro di Hezbollah dal 7 ottobre dell'anno scorso, il che ha costretto allo sfollamento tutta una fascia nord di Israele, e quindi c'è un tasso di approvazione notevole e la reazione, finalmente il nostro governo fa qualcosa anche per Hezbollah. Per Hezbollah. Ok, quanto nel breve termine, questo, e questo se non sbaglio lo dice, lo scrive anche Thomas Friedman nel pezzo che citavamo, l'intervista. Nel breve termine Israele sta avendo la meglio. Israele ha ristabilito la deterrenza e la supremazia strategica nella regione, aveva chiaramente un'immagine intaccata dal 7 ottobre dell'anno scorso. Quello che molti, compreso Thomas Friedman, osservano è che cosa poi farà Israele, cosa poi possa fare Israele, rimane dubbio, perché anche accantonando la prospettiva, lo scenario diciamo più drammatico di una guerra diretta con l'Iran, Israele ha già provato nel 1982 e poi nel 2006, soprattutto nel 1982, quando i carri armati israeliani sono entrati a Beirut a gestire il Libano, e fu un fallimento. Fu un fallimento, anzi, il 1982 è l'anno di nascita di Hezbollah. Quindi quello che Thomas Friedman osserva è che non esiste una strategia di medio-lungo termine
del giorno, il momento in cui le guerre di Israele finiscono con la vittoria, su cosa fare. Sul cosa fare. Ecco, sempre rimaniamo negli Stati Uniti. Biden sembra un po' uno spettatore lontano, ambasciatore. Mi riferisco alle mosse appunto di Netanyahu. Sembra più stare un pochino in panchina, perché Netanyahu sembra andare, diciamo, un pochino così sulla sua strada. Ecco, questo quanto rafforza Trump e come appunto, le dicevo prima, si riverbera sulle future imminenti elezioni americane. Purtroppo, gli eventi di quest'ultimo anno hanno mostrato il nadir, direi, dell'influenza americana su Israele, perché l'obiettivo dell'amministrazione Biden dall'8 ottobre è stato, oltre che di appoggiare Israele nella guerra contro Hamas, di circoscrivere quanto possibile il conflitto. Ed evidentemente questo obiettivo non è stato raggiunto. In parte è una di quelle situazioni in cui causa e effetto si congiungono. In parte questa debolezza americana, questa debolezza di influenza americana è dovuta alle elezioni, perché il momento in cui gli americani applicassero la maniera, gli americani hanno una leva grossa su Israele, gli forniscono armi. Il momento in cui rallentano la fornitura di armi, che sono essenziali per Israele, per tutte le varie guerre che sta combattendo, Israele è costretto a ridimensionare quello che fa. Questo però costerebbe all'amministrazione dei voti sul versante filo israeliano, filo ebraico, che ovviamente è molto forte in Israele. È molto forte. Però il non far niente e quindi il lasciare che continui questa azione pesantissima di Israele, specialmente su Hamas nella striscia di Gaza, gli porta un possibile salasso di voti ai democratici, in più a Biden che non si ripresenta, ma a Kamala Harris, dove ci sono delle forti comunità arabo-americane, in particolare nel Michigan, che è uno degli stati chiave, uno degli stati che possono decidere il risultato delle elezioni. Quindi Biden, specialmente adesso che siamo a un mese dal voto, si trova in una situazione in cui qualsiasi cosa faccia sbaglia, è in netto calo di influenza su Netanyahu. E altrettanto chiaramente Trump cavalcherà in due maniere. Primo, dicendo: guardate cosa succede adesso che io non sono presidente. Ucraina, oggi fra l'altro è una notizia delle ultime ore, Trump ha telefonato a Putin. Ecco, glielo volevo dire, come vede questa telefonata? Che cosa ci dobbiamo aspettare? Cosa ci dice questa telefonata? Questa telefonata ci dice esattamente che Trump una telefonata che sicuramente preoccupa molto Zelensky, ma è una telefonata che ci dice che Trump si vuole accreditare con gli elettori americani come quello che fa finire le guerre, costi quello che costi. In questo caso, nel caso di Putin, i costi sarebbero pagati molto probabilmente dall'Ucraina. Va anche notato che Trump è l'unico potenziale leader, perché in questo momento è semplicemente un candidato che si permette di parlare con Putin, perché non c'è importante leader occidentale che in questi ultimi possa alzare il telefono e chiamare Putin. Insomma, prima lo faceva il nostro ex presidente Berlusconi, ma è l'unico che lo ha fatto. Quindi, ambasciatore, quanto è risalita secondo lei Trump? Quanto si sente più forte?
queste mosse di Trump possono essere un indice di forza, ma sicuramente un tentativo di accaparrare dei voti, però anche un sintomo di preoccupazione perché gli ultimi sondaggi diciamo, confermano che è una corsa all'ultimo respiro. Quindi Trump per vincere, che solo qualche mese fa ha toccato l'apice della sicurezza di vincere il giorno in cui fu oggetto dell'attentato, Trump cerca in tutte le maniere di guadagnare dei voti, e uno è sicuramente quello di dire: io sono il presidente che faccio finire le guerre. Ecco, è stato chiarissimo, ambasciatore, io la ringrazio, non voglio trattenerla di più, so che lei deve andare e la saluto per adesso e la rinviterò molto presto perché gli eventi sono quelli che sono e si precipitano ogni giorno di più. Grazie ancora. Prego, buona serata. Buona serata, buona serata. E allora eccoci, siamo collegati anche con Graziella Giangiulio, oggi un po' di difficoltà, cara Graziella, nei collegamenti, ma insomma tutto procede, tutto va bene. Ho salutato, come avrei sentito, l'ambasciatore perché abbiamo pochi minuti e vorrei farti parlare della situazione sempre. Siamo sullo scenario internazionale, innanzitutto come stai, come è passato l'estate? Tutto bene, come tutti gli italiani al caldo, ma siamo sopravvissuti, diciamo, no? Siamo sopravvissuti e Sì, con la sì. guerra come siamo messi? Sopravviveremo? Perché gli italiani hanno paura, cominciano ad aver paura, cioè quel che sembrava essere molto lontano, ce lo siamo detti tante volte, perché quello che è più vicino, quello che più ci preoccupa è la pop economia, l'economia reale, la vita vera, l'inflazione, il potere d'acquisto che cala, abbiamo detto poco fa, gli operai che perdono il lavoro, i portafogli che langue, il debito che aumenta. Noi ormai questi temi, chi più chi meno, insomma, sono molto vicini a noi, perché noi consumatori dobbiamo far fronte a tutte queste difficoltà. Però adesso la guerra sembra essere sempre più vicina, lo dicevamo con l'ambasciatore, e anche la potenziale espansione di questo conflitto, e quindi non si parla più di de-escalation, ormai questo termine è stato, Graziella, depennato, è Sì, tutto sì. un salire, un'escalation continua e continuativa. E allora c'è anche il problema del petrolio, no? Del nucleare. Allora la domanda è questa: che cosa può succedere se Israele colpisce i siti atomici iraniani? E questa è un po' la domanda che risuona in questi giorni sui più grandi media, sui giornali, e che ci chiediamo tutti. Cosa può succedere? Allora, innanzitutto diciamo che i siti iraniani nucleari sono 5, uno dei quali è molto vicino all'Iraq, quindi già capiamo che cosa effettivamente abbia l'Iran nei suoi siti nucleari non è ben noto. Quello che è noto è che oggi è stato chiesto all'interno, diciamo, del consesso parlamentare iraniano, proprio notizia di pochi minuti fa, di cambiare, diciamo, quello che è l'accordo di sicurezza interno sul nucleare, cioè vogliono costruire armi nucleari, mentre fino adesso la mira dell'Iran era quella di costruire, diciamo, il nucleare benefico, quindi centrali nucleari ai fini energetici, e questo naturalmente cambia tutto. Inoltre l'Iran sempre in questi giorni ha fatto sapere che darà vita a un cosiddetto patto di resistenza, cioè vuole fare un'alleanza di sicurezza militare con tutti quei paesi che sono in questo momento in contrasto con gli Stati Uniti e Israele, quindi una sorta di alleanza anti-Israele. Questo è preoccupante. Per quanto riguarda i siti petroliferi, i più importanti sono 4 che potrebbero essere attaccati, mentre quello che diciamo gli esperti internazionali vedono come grande preoccupazione è l'eventuale, come risposta a un attacco israeliano da parte dell'Iran, il blocco dello stretto di Hormuz. Da Hormuz passa tutto il gas e questo qui naturalmente creerebbe dei problemi. I dati effettivi su quello che potrebbe produrre un attacco israeliano purtroppo non ce l'ha nessuno, perché non è che l'Iran ha dato tutti i dati di quello che ha dentro le sue centrali nucleari. Di certo c'è che il Medio Oriente in questo momento rischia di esplodere, anche perché il 4 di ottobre Netanyahu ha detto che risponderanno all'Iran. E anche questa notizia di pochi minuti, sempre in merito all'espansione del conflitto,
che una pattuglia di UNIFIL è stata, tra virgolette, non si sa fino a che punto, coinvolta in uno scontro tra la resistenza islamica libanese e le forze israeliane in un punto, diciamo, che dovrebbe essere sede dei militari di UNIFIL. Quindi la situazione è delicata, e questa che tu hai definito, questa continua escalation, di fatto è così, non esiste una de-escalation. Noi domani usciremo con il nostro settimanale dove proprio partiamo dal fatto che non c'è più una de-escalation, c'è solo una escalation. Chi potrebbe fermare questo? È difficile da dirsi, sicuramente smettere di vendere armi a tutti, però questo sappiamo che a livello internazionale non è possibile. Non succederà, ecco. Però diciamo Netanyahu ha posizioni molto decise e quindi lui il suo attacco contro l'Iran lo vuole fare. Lo vuole fare ed è stata anche colpita una troupe del TG3 al confine col Libano, è morto anche l'autista dopo questo Sì, colpo. era la troupe del TG3 e naturalmente questo è quello che ci dobbiamo aspettare nei prossimi giorni, purtroppo, perché anche questa è notizia degli ultimi giorni. Israele ha fatto delle incursioni in Libano per una, diciamo, distanza pari a 10 chilometri e mezzo, e Hezbollah ha risposto con agguati naturalmente e tiri di cecchino, quindi i morti ci sono stati da entrambe le parti. Oggi peraltro ha parlato anche Naim Qassem, che è il vice di Hezbollah, e ha detto la resistenza continua. Quindi diciamo che questa promessa che Netanyahu ha fatto ai coloni di riportarli a casa, che questo è il vincolo maggiore che ha portato Netanyahu ai confini col Libano e a questa guerra che vuole arrivare fino al Litani, no? Prendere tutta un'area fino ad arrivare al fiume Litani, si trasformerà in una carneficina, perché in questo momento né Israele né Hezbollah possono garantire la vittoria assoluta. Non c'è una bacchetta magica, ci saranno solo dei morti, delle imboscate, dei campi minati da affrontare, e questo è quello che ci dobbiamo aspettare. Quindi i riflessi internazionali sono tanti, importanti. Gli unici che stanno guadagnando ovviamente sono gli imprenditori del settore delle armi, e tutti gli altri dovranno tirare la cinghia, perché abbiamo visto che la Germania ha dichiarato contrazione, l'Italia è un paese che va al traino della Germania, le commesse durano 2 anni, esaurite quelle, se la Germania non è in ripresa, l'Italia andrà in contrazione. Insomma, L'Italia andrà in contrazione, sì. Questo fa il paio con quanto dicevamo prima della prima parte, perché la pop economia e il rumore sono tutti e due legati. L'Italia andrà in contrazione, quindi preoccupazione per la situazione internazionale, grande sofferenza nel vedere questo scempio, questo massacro che sta avvenendo, ma anche grande preoccupazione per noi, perché l'Italia è ovviamente sottoposta a tutto questo fuoco incrociato anche a livello soprattutto economico. E allora io vi ringrazio, vi saluto, abbiamo sforato ma di poco, credo che abbiamo chiuso in perfetta armonia e soprattutto in tempo perfetto. Ringrazio Lorenzo, faremo delle cose grandiose Lorenzo, piano piano rodiamo sempre di più e meglio. Vi do appuntamento a martedì prossimo, ore 16, Pop Economia, stessa radio, stessa trasmissione, Pop Economia Rumore, stessa conduttrice se vi va. Grazie, a presto, un abbraccio. A martedì. Grazie, un abbraccio a tutti. Avete ascoltato Pop Economia.